Ciao a tutti, io sono Mario e benvenuti su Big Rocket Project. Questo è il primo video di una miniserie. Ho voluto dividere in più episodi il progetto per raccontarvi meglio questa storia, altrimenti non mi sarebbe bastato un video di 2 giorni per raccontarvi tutto. Chi di voi non ha mai sognato di avere il proprio bar, dove poter bere e rilassarsi in tranquillità? Io sì, e anche i miei amici. In questa serie vi parlerò del nostro bar, questo alle mie spalle, di come è stato costruito e delle difficoltà che ho incontrato per risolvere tutti i problemi durante la costruzione. Questo progetto è iniziato nella primavera del 2016, poi è stato accantonato per riprendere un anno dopo. In questo primo episodio vedrete dei video girati con un vecchio iPhone 5 malmesso. Mi scuso per la qualità, ma dal secondo episodio le cose si mettono molto meglio. Ora vi lascio il video. Eccoci. In quell'angolo a sinistra un giorno sorgerà il nostro bar. Al momento preparo la stanza per raccoglierlo. In sostanza creo delle contropareti, le isolo con la lana di roccia e predispongo tutto l'impianto elettrico e idraulico. Il soffitto è troppo alto per un bar, quindi costruisco una tettoia che avrà una seconda funzione di magazzino al di sopra. Per le travi portanti utilizzo dei travetti di abete grezzo 8x8 che fisso al muro con l'ancorante chimico, mentre quelle in verticale semplicemente con delle staffe a L. Ora monto un angolare in acciaio che misura 45 x 45 mm. Per le tramezze utilizzo sempre abete grezzo da 7 x 4 cm. Infine, rivesto tutto il pavimento con pannelli di USB da 9 mm. Ecco concluso il primo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda lasciatemi pure un commento, mettete like e condividete per supportare il canale e permettermi di fare altri contenuti come questo. Seguitemi sulle mie pagine social Instagram e Facebook per vedere il dietro le quinte di tutti i miei progetti. Per ora è tutto e noi ci vediamo domenica alle ore 11 con il secondo episodio, dove costruirò tutta la struttura dei banconi. Ho voluto dividere in più episodi il progetto per raccontarvi meglio questa storia, altrimenti non mi sarebbe bastato un video me lo ricordo già più. In questa serie vi parlerò delle difficoltà che ho trovato per risolvere tutti gli inconvenienti durante la costruzione. E non me la ricordo, vero? Di come è stato costruito e di come è stato... Dai, poi è stato accantonato circa un anno per riprendere l'estate della... In questo primo episodio vedrete dei vecchi video girati con un iPhone 5 Buona Mario, chiudi, il litro delle ulo è fatto.